Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. La partita di domenica si sta avvicinando, una partita importante, una partita molto difficile, ma era difficile anche la scorsa e fortunatamente ci ha visto vincitori, quindi tenere un occhio di riguardo sull'esito di questa partita secondo me sarà importante perché è chiaro come la disparità di forza tra le due rose sia netta, ma non significa che non sia impossibile vincere o strappare un pareggio. Non è impossibile, sarà molto difficile, ma non impossibile. Ovviamente la forza degli avversari non serva che ve la spieghi io. E come al solito staremo a vedere cosa ci dirà il file, perché ovviamente va fatto anche per questa partita, nonostante affronteremo i presunti campioni d'Italia. Detto questo, come al solito, io vi faccio vedere il banner e poi cominciamo subito con il video. Eccoci qua. Banner mostrato. Io direi di cominciare subito, anche perché credo di sapere su quale strada verrà incanalato il file. E andiamo, diretti, dritti, così. Mettiamolo anche a schermo intero. E mi sono scordato di mettere le squadre, ma poco male le mettiamo da noi. Ovviamente andremo a giocare in trasferta, quindi si parlerà di Inter Cagliari. E andiamo sulla scheda minimal e vediamo già una cosa curiosa, molto curiosa. Come sempre analizzeremo prima il primo tempo e poi il secondo e vediamo che non mi ricordo quanto spesso accadesse, ci dà un risultato già nel primo tempo, cioè nel senso ci dice che la partita verrà incanalata già nel primo tempo, cosa che comunque è molto probabile, ma ricollegandomi anche all'ultimo turno di campionato bisogna ricordarsi che pur sempre in trasferta, però l'Inter il primo tempo lo ha concluso in realtà in svantaggio e non è una cosa così usuale da quel che mi risulta, perché se io adesso andassi così su Soccer Stats e andassi a controllare i risultati dei primi tempi dell'Inter, credo, dov'è Italia? Eccolo qua. Andiamo su Alf. L'Inter ha perso soltanto due primi tempi. Soltanto due. E è una cosa importante. È un risultato molto importante. Tra l'altro, lo stesso risultato lo ha ottenuto il Milan. Quindi, per questo vi dico che il file lavora in maniera statistica perché è così. Ci va a dare quelli che sono i risultati più probabili. Quindi ci dice: guardate, anzi, guarda. L'Inter ha vinto la maggior parte sta registrando lo schermo, si sta registrando. L'Inter ha vinto la maggior parte dei primi tempi, quindi è molto probabile che anche qui accadrà la stessa cosa. Ovviamente propone un 1 come doppia chance, ovviamente 1x. Under over prevede uno 0,5, ovviamente essendo che segna anche come risultato esatto
l'1-0, multigol casa 0-1, multigol ospite 0-1, multigol partita 1-2 per il primo tempo. Ovviamente a noi non segna niente, probabilità gol no gol, ci dà il no gol. Poi andremo a vedere bene anche magari la forma d'8 partite sì, e la forma d'8 partite, e poi analizzeremo bene i dati anche del primo tempo, ecco. Il file qua mi sembra ci dia praticamente quasi il 75% o giù di lì di un over 0,5 a primo tempo, quindi sicuramente secondo il file almeno un gol verrà segnato nel primo tempo. Noi abbiamo quasi il 100% di probabilità di non segnare un gol nel primo tempo, e qui vediamo il gol no gol. Importante, sono cifre molto importanti, molto impattanti, ma è normale perché stiamo comunque parlando della rosa, della squadra che molto probabilmente da qui a breve si andrà a laureare campione d'Italia, quindi ci sta. Il campionato che sta facendo l'Inter è strepitoso, quindi sappiamo a cosa stiamo andando incontro, specialmente se calcoliamo che stiamo per giocare in trasferta. Però ci ricordiamo anche di risultati molto più piacevoli, come per esempio il 4-1. Nonostante l'esito di quella stagione, quel risultato fu veramente molto importante, anche se inutile ai fini della salvezza. Invece guardiamo il secondo tempo. Il secondo tempo vede sempre lo stesso e il medesimo risultato, quindi il file ci sta dicendo la partita la vince l'Inter, non ci piove su quello che dice il file. Doppia chance 1x, under e over partita, under 3,5 over 2,5, under over casa, under 3,5 over 2,5 e under over nostro, under 1,5 over 0,5. Quindi il file ci dice che probabilmente un gol lo potremo anche segnare. Gol no gol, no gol, vi ripeto, non calcolate la disparità di dati perché vengono presi da fonti diverse, ci tengo sempre a specificarlo. Multigol casa previsto 2-3, multigol ospite 0-1, multigol partita 2-3 e risultato esatto 2-0, con parziale finale 1-1, parziale finale doppia chance 1x e 1x. Questi sono i grafici. Vediamo che è veramente importante il distacco che c'è tra le possibilità, ma è normale, specialmente se poi il file va a lavorare in maniera statistica. Veramente un gap importantissimo, molto molto importante. Qua vediamo che i probabili gol trasferta anche globalmente sono superiori, sono molto molto superiori. Cioè, cioè, penso il 50% di possibilità che il Cagliari possa addirittura non segnare durante l'arco di tutta la partita, mentre si dà praticamente per assodato il fatto che l'Inter segnerà. E questa è la percentuale del gol no gol. Io, dopo aver visto questo, io direi di andarci a fare una capatina sulla pagina dell'esteso per vedere cosa ci dice il file. Allora, qui abbiamo sinceramente delle quote che io veramente non ho mai visto. Mai. Veramente mai. Inter Cagliari, questo è il primo tempo, come potete vedere qui. La quota dell'1 è di 1,34 con il 74% di possibilità che accada questo esito, 25% per il pareggio per la X con una quota a 3,99, queste sono quote che dà il file, e poi abbiamo l'1% di probabilità che il primo tempo possa finire a nostro favore con una quota addirittura di 162,49, che è una quota veramente esagerata, veramente veramente esagerata. Poi per quanto riguarda le doppie chance abbiamo il 99% che la partita finisca 1x con una quota 1,01, 75% e 1,33
per l'1-2 e il 26% con una quota a 3,90 che per una doppia chance è veramente uno sproposito per l'X2. Gli expected goals anche qui sono veramente imbarazzanti, con con un gol e 39 per l'Inter, lo 0,02 per il Cagliari e X gol ovviamente partita che sono la somma di questi due dati ad 1,42. Le probabilità gol anche qui sono veramente allucinanti e disarmanti. Cioè, secondo il file, che non prevede il futuro, ci tengo sempre a specificarlo, fa semplicemente una media statistica. Secondo il file, il Cagliari ha il 96,56% di possibilità di non segnare nemmeno un gol nel primo tempo. E cioè, ragazzi, sono quote imbarazzanti. Probabilità che la partita finisca con tutte e due le squadre che segnano nel primo tempo a 1,84 e il 98,16% che la partita nel primo tempo possa concludersi con solo una squadra che segna o nessuna delle due. E stando a giudicare le quote di queste qua, possiamo immaginarci a quale delle due squadre faccia riferimento. Poi il risultato esatto per il primo tempo, il file ce lo dà come il 2-0 il più probabile e vediamo che ha il... no, è l'1-0, scusate. Il 2-0 era per il secondo tempo. Vedete che ci dà 34% per l'1-0 come risultato esatto sul finire dei 45 minuti. Poi a pari meriti abbiamo il 24% per il 2-0 e il 24% per lo 0-0. Poi abbiamo anche un 3-0 con l'11%. Veramente quote importanti, veramente quote molto molto importanti. Diamo un'occhiata anche al secondo tempo con un Inter quotata a 1,22, l'X a 7,85 e un 2 a 18,81 con rispettivamente 82% di possibilità, 13% e 5%. Sono curioso 82, 13 e 5. Sono curioso di vedere cosa cambia con la forma 8 partite. 82, 13 e 5 era. Con la forma 8 partite peggiora, drasticamente peggiora. Minchia, perché era 82, 13 e 5. Le nostre quote si sono drasticamente alzate perché le probabilità si sono abbassate, quindi diventa ancora più difficile con la forma 8 partite. È importante, è il termine che mi viene da dire. Anche le doppie chance sono abbastanza incanalate, ma quello, vabbè, lo sappiamo con l'X2 addirittura che il file ci quota a 5,54 con solo il 18% di possibilità di, di uscita di quest'esito. Expected goals dell'Inter sono 2,6, i nostri sono 0,52, gli expected goals partita sono a 3,12. Come abbiamo visto anche prima dal grafico, il file ci dice, guarda, molto probabilmente, perché ci aggiriamo sul 60%, il Cagliari potrebbe addirittura non segnare per tutto l'arco della partita. Importante come cosa. Poi qui abbiamo sostanzialmente un 38-62 per gol no gol. Anche qui, oddio, forse mi aspettavo una divisione un po' più netta addirittura. Perché margine di manovra alla fine tra queste due cifre, sebbene siano abbastanza distanti, però in realtà un margine di manovra c'è. Perché c'è. Vediamo anche che sono bassissime le probabilità che l'Inter possa finire la partita senza segnare un gol. Gli under-over li abbiamo visti prima e gli under-over partita praticamente si dà per assodato che la partita non finirà con meno di un gol. Cioè un gol, cioè sicuro, sicuro, ma questo lo sapevo anch'io.
Cioè, anche sperando in un pareggio del Cagliari, mi viene difficile pensare che quel pareggio possa avvenire con uno 0-0. La vedo veramente difficile. Anche perché i giocatori che all'Inter in attacco, o anche banalmente dalla tre quarti in poi, sono giocatori di un'importanza enorme. Perché Çalhanoğlu, Di Marco, Lautaro, Thuram non sono giocatori per niente scontati. Multigol partita per l'Inter 2-3, multigol per noi 0-1, multigol partita in generale 2-3. Diamo un'occhiata anche ai risultati fissi, ai risultati esatti. E è monopolio Inter. Era facile aspettarsi un risultato simile. Il risultato più probabile vediamo che è col 15% il 2-0, poi abbiamo il 3-0 e in terza battuta abbiamo l'1-0 con l'11% di possibilità. Poi addirittura abbiamo un 3-1, ma ancora più probabile secondo il file è un 4-0. Molto più probabile addirittura il 3-1 del 1-1 che ha soltanto il 6% di possibilità. Poi equiparati alla stessa probabilità abbiamo un 4-0. No, che cazzo dico? Un 4-1, perdonatemi, e uno 0-0. Sono, ragazzi, veramente cifre importantissime. Molto, molto importanti. Forse pure troppo. Forse pure troppo. Fatemi tornare alla mia visione solita. E è preoccupante un po' tutto questo, ma ripeto, sappiamo, fatemi tornare a cosa andiamo incontro. Vi dico quello che mi aspetto io da questa partita. Faccio fatica ad immaginarmi un Cagliari che possa uscire da San Siro anche semplicemente con un punto, perché è difficile. Non sappiamo in giro. Però nulla vieta al Cagliari comunque di fare una buona prestazione. Sinceramente io spero che il Cagliari possa fare una buona prestazione domenica. Però lo vedo comunque difficile perché vedo comunque una sorta di assuefazione da parte della nostra squadra dopo delle buone prestazioni. E io temo, e mi auguro che non sarà così, però temo fortemente che il Cagliari possa andare a San Siro a fare la consueta passeggiata, perché ci illudiamo che essendo arrivati a 30 punti siamo praticamente quasi salvi, siamo reduci dalla prestazione fantastica fatta con l'Atalanta e che quindi l'appuntamento contro l'Inter sia soltanto un appuntamento dovuto, perché è il turno di campionato e che quindi si vada lì, perché tanto bisogna andare lì e cercare di uscirne con meno ossa rotte possibile. Io mi auguro che non sarà così, ripeto. Spero in una buona prestazione del Cagliari. Poi se i punti avverranno o meno, passa in secondo piano. Per come la vedo io, perché anche contro l'Atalanta, l'ho ribadito, abbiamo vinto e sono contento e ce la siamo anche strameritata la vittoria. Ma a prescindere dal risultato sportivo che fosse venuto fuori contro l'Atalanta, io sarei stato comunque fiero dei miei ragazzi perché hanno giocato come dovevano giocare e io mi auguro che la stessa cosa accada contro l'Inter. Poi quello che accadrà in termini di risultato lo prenderemo così come verrà. Però io voglio una squadra che mi permetta di uscirne a testa alta. Solo questo. E niente ragazzi, il video finisce qui. Fatemi sapere voi qua sotto cosa ne pensate, cosa vi aspettate da questa partita. E detto questo, noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella.